Scatman's World. Veneziano, ragazzi, un premio di Motegi, 12° posto in griglia. Poi non dobbiamo stare davanti a Marquez, questo è l'obiettivo, 4 punti di distacco, Marquez è davanti a noi di 4 punti, l'obiettivo di Motegi è stare davanti a Marchetto Marquez. Andiamo ragazzi, vai Fiore, dai ragazzi, su, un premio di Motegi, attenzione alle stelle. L'unico obiettivo è stare davanti a Marquez, l'unico e solo obiettivo. Dobbiamo prendere bene la prima curva e dobbiamo anche rischiarla un po'. Guarda l'autista, guarda, un macellaio l'autista, incidente anche per vizioso. Adesso bisogno di concentrazione, non posso commentare tanto ragazzi perché è troppo fondamentale questo. Pedrosa un po' fuori, attenzione. Bravo Puma. Concentration please, concentration, per tutto il vostro supporto ragazzi, tutto ho bisogno, supportatemi vi prego, ci siamo in 20.000 comendiani, supportatemi per piacere. Deve essere sereno, no? Deve piovere. Andiamo piano, andiamo piano. Non ha senso rischiare. No! Sono cagato addosso ragazzi. Mamma mia quanto si sta venendo giù in Giappone. Oh Marquez là vicino, giro record di veneziano intanto. Non me l'aspettavo onestamente. Mamma che battaglia con Marquez. C'è tanto rispetto tra i due. No, ragazzi ho le mani sudate che non avete neanche idea. Mi gioco tutto. Che brutto non avere i flashback in questo caso, proprio soffro di non avere i flash. Ecco, già metto la firma così. Certo vinceranno una gara sarebbe stellare. No, no, no. Siamo primi. Manca ancora un secolo però. Manca ancora un secolo purtroppo. Pianino. Pianino. No? No, Lorenzo mi sta buttando fuori. Mamma mia, sono terrorizzato ragazzi. Scusate, sto andando piano, ma sta piovendo, devo fare i punti assolutamente. Sono davanti a Marquez ed è questo quello che conta. In qualifica purtroppo sono caduto diverse volte con la pioggia, non mi fido.
ci sarà la possibilità di superare Lorenzo, ci proverò, ragazzi, lo sapete che il Kuma è pazzo. Ma devo usare la testa, perché il mondiale si vince anche con la testa, non solo con la velocità. No! Madonna del Signore. Torniamo davanti. Torniamo davanti, Beppe. No! Kuma pianino, Kuma è pianissimo. Questa è una curva super insidiosa. Che è quasi finita. Ragazzi, sono 9 vittorie stagionali. Il Marquez addirittura terzo. Sì cazzo, vittoria pesante. Grazie ragazzi, grazie a voi il vostro supporto. Ho le mani finite però. Siamo primi a +5, grande Kuma, grande Kuma, grande. Nona vittoria stagionale, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.